campionato della Bartocini Fortinfissi Perugia inizia con un passo falso casalingo. La squadra umbra, completamente rinnovata rispetto alla passata stagione, deve arrendersi in 3-7 al cospetto di Chieri. Nel primo set Chieri scappa avanti, ma Perugia non molla e si porta a -2 grazie al muro. La Fenerra del Lunga, con 2 punti consecutivi di Perinelli, mantiene il vantaggio sfruttando gli errori delle magliette nere. La Bartocini Fortinfissi ha un sussulto sul turno di battuta di Mlinar e con Ortonali in Isane fino al 21-24, costringendo coach Bregoli a chiamare timeout. Al rientro in campo ancora Mlinar riaccende le speranze umbre, poi il servizio lungo di Casillo consegna il set 22-25 alla Reale Mutua. L'avvio di secondo set è più equilibrato, ma le ospiti continuano a comandare e sul 6-11 Bovari ferma il gioco. La Bartocini Fortinfissi risale sul 10-14 con Mlinar Angenone in un errore dell'avversaria. Le piemontesi sono padrone del campo e per Villani è facile siglare il punto del 13-20. Sul 16-22 nuovo timeout per Bovari, ma alla ripresa del gioco ancora Villani con 2 punti di fila a regalare 8 set point alle ospiti. Perugia annulla i primi 2, ma un mano in fuori del muro dalla seconda frazione sul 18-25 a Chieri. Il terzo set parte punto a punto, poi Chieri allunga e Bovari si rifugia nel timeout sul 12-16. La pausa non serve, le piemontesi continuano ad amministrare il primo tempo di Mazzaro, porta la Reale Mutua sul 12-17. Le perugine risalgono sul 18-23 con Casillo e un errore di Franti sul 20-24. Questa volta è Bregoli a voler vedere le sue ragazze e parlare con loro e chiama timeout. La pausa riorganizza le idee al meglio perché alla ripresa Grobelna chiude il set 25-20 e la partita 0-3. Sì, abbiamo vinto e siamo contenti, ma possiamo dare anche di più, quindi adesso abbiamo 2 settimane in cui possiamo lavorare perché la seconda di campionato abbiamo il riposo e siamo sereni, pronti a lavorare tranquilli nei prossimi giorni e dare il meglio.